questo raffreddore non me la sono sentita di uscire, per cui sono passato al piano B, letto, spremuta d'arancia e binge watching a oltranza della mia spy story preferita. Tutti questi inseguimenti però mi hanno fatto venire fame. Ciao, benvenuti a Numeri da Cuoco, sempre dolci realizzati nella migliore tradizione del fatto in casa. Oggi un dessert freddo speciale leggero, ricotta dolce con latte di mandorle. Per l'impasto principale occorrono 200 g di mandorle, 250 g di ricotta vaccina, 100 g di zucchero, 15 g di colla di pesce, 300 ml di acqua. Per il croccante 100 g di zucchero, un cucchiaio di glucosio. Versare le mandorle in abbondante acqua e lasciarle a bagno per circa 3 ore. Passato questo tempo, versare nell'estrattore le mandorle contemporaneamente ai 300 ml di acqua. In questo modo ricaveremo un ottimo latte di mandorla fresco. Mettere a bagno la colla di pesce in acqua fredda per ammorbidirla. Facciamo scaldare sul fuoco la metà del latte di mandorla, sciogliendovi all'interno lo zucchero, senza però far mai bollire. Una volta ben caldo, aggiungere la colla di pesce girando bene. Al termine di questa operazione uniamo l'altra metà del latte per abbassare la temperatura. Aggiungiamo alla ricotta un mestolo di composto di mandorla tiepido e, con il frullatore ad immersione, rendiamola una crema vellutata. Una volta ben frullato, miscelare completamente i due composti. Versare a questo punto in uno stampo a forma di rosa fiorita e lasciamo in congelatore per 6 ore. Nel frattempo prepariamo il croccante, tostando in forno caldo a 200 gradi il residuo di mandorle separate dall'estrattore. Preparare il caramello con lo zucchero e il glucosio e una volta raggiunto il colore dorato aggiungervi le mandorle tostate. Versiamo il tutto su un tappetino di silicone, far raffreddare e successivamente ridurre in granella. Sformare le rose congelate nel piatto da servizio e lasciare scongelare un paio d'ore. Tornando a temperatura ambiente, la rosa acquisterà lucentezza. Guarnire con il croccante di mandorla in granella e il piatto è pronto. È un dessert semplice da preparare, genuino, fine e veramente delizioso. Quella che abbiamo mostrato oggi è la mia ricetta base. Accompagnatela con uno Stravy Doc 2010 Pastrisse Crapona. Divertitevi ad aggiungere all'impasto gli aromi che più vi piacciono, oppure guarnitela con salsa di frutta o cioccolato. E non dimenticate di postarmi le foto con le vostre realizzazioni. Ciao, a presto, vi aspetto. Ora sì che ho l'energia giusta per continuare la mia maratona.